Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. È il momento di stringersi, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di essere meno belli ma più efficaci contro la sfortuna, gli infortuni e le squalifiche. Questi gli obblighi dell'Eclisse, ma l'avversario non farà sconti né regali. L'avversario è il Conegliano che, assaporata la vetta della classifica, chiede semaforo verde per restarci, perché l'aria in vetta è come nettare per gli dei. È il derby tra due squadre dall'antico blasone e con trascorsi tra i professionisti. È il derby ed è Eclisse Conegliano. Amici sportivi, buon pomeriggio. Immagini che vi giungono dallo stadio comunale Raffaele D'Agostin di Pieve di Soligo, dove per la 20ª giornata del campionato di calcio eccellenza regionale Veneta 2023-2024 Girone B, quinta di ritorno, l'Eclisse Carini Pievigina riceve la visita del Conegliano 1907, prima in classifica. Le squadre stanno per scendere in campo. Chi vi parla è Marco Mazzocco, coadiuvato grazie al tecnico Enzo Russo, a cui sono affidate le immagini. È assente Mirko Villanova perché nell'altro canale di streaming sport commenterà il torneo di pallavolo under 19 giunto alla sua 9ª edizione, il torneo denominato La Piave. Diamo lettura delle formazioni che stanno per scendere in campo. Il Conegliano nel 1907 si schiera con Rallo Faccioni Dassier, Perosin Sommacal Mosca, Faraon Doria Urbanetto, Paladin e Buanello. Rispetto allo 0-0 con la Godigese di domenica scorsa, mister Andretta Stefano mette in panchina Lung, Masoc e Kais, sostituendoli con Faraon, Doria e Urbanetto. Mister Andretto si porta quindi in panchina Juan Tommaso, Kais Davide, Cima Michele, Masoc Iari, Granziera Davide, Magli Alvise, Guizzo Tommaso e Donadon Riccardo. L'Eclisse Carini Pievigina, che è stata sconfitta nel precedente turno di campionato per 3-0 con il Porto Mansuet,
è falcidiato da infortuni e squalifiche, mancano infatti Mognon, Segat, Della Colletta e Basso, tanto per citarne qualcuno, e qualche altro giocatore non è al meglio della condizione. Quindi Omar Moschetta si vede obbligato a schierare Magagnin tra i pali, Gallina Andrea, Raccagna Federico e Cazzaro Matteo costituiscono la linea difensiva. Il centrocampo vede Darrigo, Sibiglia, Toffoli e Bressan con De Favri. In attacco le bocche da fuoco sono Janko Jürgen e Gashi Shaban. Mister Omar Moschetta porta in panchina Akenza Tommaso Antonio, Meneghetti Francesco, Agnoli Matteo, Damuzzo Cristian, Pepai Marco, Casagrande Angelo, Cocciu Cleidi, De Zotti Stefano e Del Prete Vito. Arbitro dell'incontro è il signor Gobbo di Padova, sono le 14:28, sta per avere inizio la partita. Le altre partite della 20ª giornata prevedono Godigese Spinea, Cavarzano Belluno, Lia Piave, Città di Cauro e La Salute, Calvino Ale, United Borgoricco Sandonà, Unione Cadoneghe Favaro, Liventina Upitergina, Porto Mansuè, Vittorio Falmec e Giorgione. La classifica vede il Conegliano al comando con 33 punti, seguito da un terzetto, il Calvino, il Sandonà, il Giorgione quota 32, United Borgoricco Campetra e Codigese 31, Porto Mansuè 30, Spinea 1966 29, Liventina e Vittorio Falmec 28, Lia Piave 24, Eclisse Careni Pivigina in coabitazione con il Cavarzano a quota 21 punti, Unione Cadoneghe 20, Favaro 1948 14 punti, chiude il Città di Caure La Salute con 12 punti. Nelle ultime 5 giornate di campionato l'Eclisse ha collezionato una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ricordiamo il 3-0 domenica scorsa subito ai danni del Porto Mansuè. Sono le 14:30 precise e iniziata la partita con il possesso palla da parte dell'Eclisse. Magagnin sul pallone, allarga al numero 5 Cazzaro, pallone spedito in avanti, c'è un contrasto, rimessa in gioco da parte del Conegliano che subito si proietta in avanti. Lungo lancio di Urbanetto, un cross che intendeva servire il collega di reparto Buonello, sbagliato l'appoggio, Eclisse di rimessa. Percussione centrale, Gasci sul pallone, allarga il gioco per Bressan, tenta il tiro, ottima l'esecuzione, insidioso il tiro, si accartoccia il portiere Rallo alla sua sinistra e sembra aver anche subito un colpo, ottima l'iniziativa della Pivigina. Subito al primo minuto di gioco segnaliamo l'occasione per il numero 10 Bressan, che ricevuta palla, intanto sembra non esserci niente per Rallo, forse un contatto con il terreno, rimessa in gioco subito il pallone, segnaliamo Bressan, ricevuta palla da Gasci, ha fatto partire un rasoterra insidioso sul primo palo, Rallo ha fatto buona guardia, recupera il pallone ancora Gasci, si allarga il gioco per Toffoli, tenta di servire Janko, chiude Doria. 1 minuto e 45 secondi di gioco, 0-0 naturalmente, partita appena iniziata, fase di studio. Pallone ancora per Gasci, siamo sul settore di destra, ancora Doria che interviene di testa spedendo il pallone in fallo laterale. Recupera il pallone Toffoli. Ricordiamo che nelle ultime 5 partite invece il Conegliano ha collezionato 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio. L'ultimo è proprio 0-0 contro la Godigese. Attenzione, pallone nel mezzo, allontanato in qualche maniera, tenta di saltare Vuonello, ma recupera il pallone D'Arrigo, lo spedisce all'indietro. Dialogano Sibiglia e Cazzaro. Poi interviene Bressan che appoggia all'indietro per Sibiglia, messo centrale difensivo. Naturalmente Moschetta deve fare di necessità virtù e chiede ai suoi di stringere i denti. Intanto va giù in uno scontro, sembra del tutto fortuito, Gasci,
che si è scontrato molto probabilmente con il collega Toffoli. Si sincera delle sue condizioni anche Cazzaro. Sembra tutto a posto per Gashi. E Rallo può spedire in avanti il pallone, fa girare il pallone, costruisce dal basso il Conegliano, pallone per il numero 3 Dacier, spedito in avanti, recupera l'Eclisse con il numero 5, trattasi di Cazzaro, poi Doria che lotta sul pallone che esce per la segnalazione da parte dell'assistente, la signorina Lisa Turchetto della sezione di Mestre. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Federico Gobbo di Padova. Toffoli sul pallone, spedito in avanti a tentare di servire Janko che lotta, fa sportellate, un'intrataccia ai danni di Gashi, tutto in ordine. Si fa male Dacier, colpito al volto involontariamente naturalmente, non sembra esserci nulla. Pallone spedito in avanti, Sibiglia che invita Magagnin ad uscire, abbranca con le mani il pallone in questo momento. Sibiglia, solitamente schierato in centrocampo, è costretto a fare il centrale difensivo. Conegliano che controlla il pallone, si gira, Dacier riceve in questo momento il pallone, subito aggredito da Toffoli, è questo che ha chiesto Moschetta, aggressione sui portatori di palla. Rallo, contratto efficacemente da Janko che recupera il pallone, lo mantiene in gioco, Toffoli non aggancia bene, Doria poi perfeziona il disimpegno appoggiando indietro a Mosca che allontana, pallone ancora recuperato da Doria, dialoga con Urbanetto, va a saltare Urbanetto, c'è un po' di confusione, poi Doria intelligentemente allarga a destra dove c'è Faccioni, Perosin, si chiude a riccio comunque la difesa dell'Eclisse, trova sbocchi sulla destra ancora Faccioni, mette in mezzo, interviene, sembrava Cazzaro che riesce ad allontanare la minaccia. Molto strette le linee dell'Eclisse e deve operare un pressing a tutto campo per disinnescare gli avanti del Conegliano che ci provano adesso con Vuanello. Toffoli mette in mezzo, però trova un avversario che gli rintuzza il pallone. Raccagna di destra, con il destro, spedisce il pallone in avanti nella terra di nessuno, dove ci sono solo maglie giallo-blu del Conegliano. Sesto minuto di gioco, 0-0. Mosca, Somacal. Si cincisca un attimo, Somacal in qualche maniera gli rimane il pallone. Rallo allarga per Dacier. Ottimo il lavoro attenzione, c'è il primo calcio d'angolo della partita, verticalizzazione improvvisa da parte del Conegliano con Doria che ha messo in movimento Paladin, pallone poi che Gallina è riuscito a far uscire sul fondo per il primo calcio d'angolo della partita. È il settimo minuto di gioco che scocca in questo preciso istante e va dalla bandierina il numero 4 Perosin, che solitamente Vuanello, uno degli attaccanti prolifici di questa eccellenza veneta, giunta alla sua 20ª giornata. Il cross al centro, vanno a saltare tutti, allontana la difesa, poi Faccioni che allarga ancora per Vuanello, che fa sportellate con Toffoli sul pallone, poi D'Arrigo che dialoga con i propri compagni, Cazzaro all'indietro ancora per D'Arrigo, poi Sibiglia si appoggia Magagnin che ha già esordito in campionato
con una buona prestazione, non mi ricordo però di chi si trattasse, so che la sua prestazione è stata ottima. È il Conegliano che recupera ancora il pallone, va in anticipo efficacemente Cazzaro, poi cede a Arrigo che lancia Ianco, che viene trattenuto in qualche maniera da Faccioni. Per l'arbitro non c'è nulla, Perosin sul pallone, lancia per in avanti per Urbanetto, mette in movimento Paladin, si torna all'indietro, Perosin che allarga, Faccioni, pallone nel settore di destra, vanno in pressing i giocatori dell'Eclisse, lo fanno efficacemente allontanando la minaccia e costringendo il Conegliano a retrocedere, però è sempre il Conegliano sul pallone con il numero 5 Somacal, spedito il pallone in avanti, ecco Paladin, aggredito in maniera fallosa da Gashi, era Doria, anzi no, era il numero 7 Faraon. Perosin sul pallone, si allarga ancora il gioco, cross al centro, va a controllare in maniera non efficace Buonello, pallone che staziona nel settore di destra, poi esce con la sradica e il pallone ai propri avversari, un difensore dell'Eclisse. Vediamo se si gira la maglietta di chi si tratta. Si trattava del numero, ancora però il Conegliano in pressione, Doria, centrale, tiro senza troppe pretese, controllo non efficace. Al 9 e 50 secondi della prima frazione di gioco, risultato sullo 0-0. Segnaliamo al primo minuto una buona occasione per Bressan, che si è accentrato, ha fatto partire un rasaterra sul primo palo, si è accartocciato Rallo, Conegliano in avanti, non va a saltare Ianco, Padeladin lascia il pallone lì, spedito in avanti Gashi che lotta come un leone, Mosca che poi deposita il pallone in fallo laterale, se ne incarica della battuta Toffoli, in piedi i due mister sia Andretta che Moschetta, Ianco per un attimo lo recupera Doria ma lo riperde, poi Toffoli che gioca con D'Arrigo, allargato il pallone per Gallina, si appoggia a Raccagna che d'esterno tenta di mettere in movimento il numero 8, si trattava di De Favri, sbagliato l'appoggio, interviene il Conegliano che recupera il pallone, Rallo lo spedisce in avanti, raccoglie da prima Buonello che poi lo cede all'indietro, è Doria adesso sul pallone, ancora Buonello, anticipato efficacemente da Cazzaro, buona fino a questo momento la sua prova, lotta come un leone Cazzaro, lotta anche da terra, Buonello recupera, poi Paladin va giù sulla pressione di Cazzaro, ha recuperato il pallone, il Conegliano ha già fatto partire un tema offensivo, Faraon si gioca sul settore di destra, Perosin, vero metronomo del centrocampo, il lancio per Paladin, leggermente troppo lungo, fa buona guarda Magagnin, scocca in questo momento il 12°, 0-0, una piacevole partita con il Conegliano che sicuramente ha il pallino del gioco, che però fino a questo momento ha prodotto poco, si è difeso con ordine fino a questo momento l'Eclisse, va in avanti, attenzione Toffoli, viene toccato dal numero 3 da sé, ci sarebbero gli estremi per il calcio di punizione e forse anche la munizione, non è di avviso qui sto gobbo di Padova che lascia correre. Doria, spedito il pallone in avanti, carambola, attenzione che favorisce Urbanetto che dialoga con il numero 7 Faraon, a tu per tu con Magagnin, bravissimo, gli chiude lo specchio della porta.
Bravissimo Magagnin, classe 2004. E a proposito di classi, ricordiamo che Omar Moschetta porta in panchina ben 3 2007, trattasi di Meneghetti, Agnoli e Pepai, a dimostrazione della linea verde che l'Eclisse si è adottata. Infatti l'età media in campo per l'Eclisse Carini Pivigina è 22 anni, 28 per Andreetta e soci. Ottima comunque la chiusura di Magagnin, che ha chiuso bene lo specchio della porta, allontana Janko in chiaro ripiegamento difensivo, recupera il pallone Dacier, graziato forse probabilmente un minuto fa dall'arbitro. Toffoli va a saltare, non ci arriva Darigo, poi ancora Toffoli, pallone che carambola, in qualche maniera va a lottare Sibiglia, pallone che è ingovernabile, cerca di metterlo giù Toffoli, allarga il gioco con Gallina, pallone spedito in avanti, ma è ancora Conegliano. Si gioca sui nervi, attenzione, il pallone allargato a sinistra per Baladin, sta per entrare in area, viene affrontato, pallone messo nel mezzo, pallone troppo lungo, quello di Doria, pallone che si perde sul fondo, quindi un botta risposta tra Eclisse e Conegliano. Al primo minuto Bressan e al 13° grande chiusura da parte di Magagnin, una percussione centrale del Conegliano, trovato sulla strada un attento estremo difensore Pievigino, Paladin sul pallone, giocatore di indubbie qualità tecniche, dialogano Doria e Dacier, pallone che passa attraverso Mosca e poi arriva a Somacal. Perosin, allargato il gioco nel settore di destra dove opera Faragon, Faccioni all'indietro, Somacal che butta in avanti, fa buona guardia Magagnin, che con esperienza chiude lo spazio a Buanello, facendo sì che il pallone si perda sul fondo per la rimessa in gioco da parte di Magagnin, che dialoga con Sibiglia, allargato il gioco per Toffoli, di sinistro, buttato il pallone in avanti, entra Gasci a recuperare il pallone, poi per un attimo Buanello va a saltare Janko, spizza il pallone ma non c'è nessun compagno a trovarsi pronto al suggerimento. Poi Cazzaro butta il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco di Dacier, il cross di numero 11 Buanello, il pallone che staziona davanti al limite dell'area, attenzione, Somacal, parte un tiro contratto da Darrigo, Bressan che dialoga con Gasci, Buanello Toffoli, poi Gasci ancora sul pallone, interviene il numero 2 Faccioni, Darrigo che governa il pallone insieme a Sibiglia, che allarga efficacemente il gioco per Raccagna all'indietro per i centrali difensivi pievigini, pallone che giunge in questo momento a Bressan, Toffoli sulla mediana, non accelera i tempi naturalmente l'Eclisse, non ne ha molto probabilmente anche le potenzialità in questo momento visto gli assenti, ricordiamoli. Ottimo intanto il lavoro di Raccagna che supera in questo momento la metà campo, il pallone messo in mezzo per Janko che controlla, parte un tiro e c'è calcio d'angolo. Bellissima azione da parte di sviluppata sulla corsia di sinistra, il cross al centro, Janko ha controllato il pallone di petto, poi ha fatto partire un tiro insidioso sul quale Rallo si è superato, deviando il pallone in calcio d'angolo per il secondo calcio d'angolo per l'Eclisse. Rallo adesso che abbranca in presa e si accinge subito al rinvio, pallone che poi Urbanetto fa andare dietro a Doria, Paladin affrontato da Raccagna che per un attimo si è spostato qui sul settore di destra,
guadagna la sua corsia preferenziale, che è quella di sinistra. Chiede ai suoi di mettersi in ordine Andreetta. C'è calcio di punizione buttato in avanti, va a saltare ancora Doria con il piede, Perosin lo addomestica e allarga il gioco, lo fa servendo Faraon che cede ancora a Perosin, pallone che giunge poi a Paladin, e Doria sul pallone, ritorna ad appoggiarsi ancora a Paladin, che si accentra, allarga il gioco però nel settore dove Raccagna se ne impossessa. Inizia la sua ennesima percussione, affrontato in maniera molto rude e messo a terra sulla linea mediana di centrocampo da Faccioni. L'arbitro se ne avvede e concede un calcio di punizione per l'Eclisse Sibilia, che fa parte oggi del pacchetto arretrato. Il pallone messo in movimento per servire Toffoli, che per un attimo se ne impossessa, poi chiude Mosca. Perosin, sparato il pallone in avanti, va a saltare Buonello, riesce a servire in qualche maniera Paladin, che allarga per Urbanetto. Il cross al centro insidioso, parte l'attenzione occasionissima per il Conegliano al 19esimo, con una bella azione in velocità, sul quale il numero 9 Urbanetto ha fatto partire un cross insidioso, tagliato fuori Raccagna, è arrivato sul pallone Faraon, che ha colpito non preciso, e il pallone che si è perso sul fondo. Accelerazione improvvisa del Conegliano. Siamo giunti al 20esimo. Faraon pochi istanti fa ha fatto venire un brivido a Magaglin, pallone che tuttavia si è perso sul fondo alla sinistra, anzi no, alla destra del giovane portiere Pivigino. Janko sul pallone, ragiona, trova Bressan tra le linee, che allarga intelligentemente a Toffoli, c'è spazio, tenta l'1 contro 1, va su Dassier, che in qualche maniera l'affronta, e poi in servizio invitante per Janko, colto in fuorigioco. Giusta la segnalazione della signorina Lisa Turchetto della sezione di Mestre. È subito ripartito il Conegliano. Doria, Dassier, Mosca, pallone buttato in avanti, pallone che esce per la chiusura di Cazzaro, che fa carambolare il pallone su Doria per la rimessa in gioco dell'Eclisse. 21esimo, 0-0 il risultato, ma partita piacevole con fiammate da una parte e dall'altra. 2 ne ha fatte il Conegliano al 13esimo e al 19esimo. L'Eclisse in apertura con Bressan. Proprio in questo momento va a lottare il pallone per Gasci. Trova D'Arrigo, mette il pallone in mezzo, raso terra, non c'è nessuno a raccoglierlo, va in pressione Gasci. Dice che è tutto regolare l'arbitro, che chiedevano un fallo di mano il Conegliano, niente da fare, Raccagna sul pallone. Entra in area, fa partire un cross raso terra contratto dai difensori del Conegliano. È un'Eclisse comunque che non ci dispiace, al di là delle assenze. Ricordiamolo, Mognon, Segat, della Colletta e Basso, per dirne qualcuno, qualche acciaccato in mezzo al campo, non al meglio. Eclisse comunque che sta facendo la sua partita, molto di sacrificio, di attenzione tattica. Bressan che mette nel mezzo, va a saltare Perosin, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora di Bressan, che molto probabilmente lascerà l'incombenza a Raccagna. Così è, dotato di una gittata molto più lunga, prova infatti a mettere il pallone nel mezzo, va a saltare Gasci,
che riesce a spizzare il pallone per Janko. E ancora attenzione, affrontato rudemente dal numero 7 Faraon, va a terra D'Arrigo. Se almeno così ci sembra essere D'Arrigo, anzi no, potrebbe essere De Faveri. Vediamo un attimo se si riesce a girare. Il numero 8 De Faveri, sì, scraventato a terra da Faraon per un calcio di punizione da posizione invitante, circa 10 metri fuori dal limite dell'area, e si incarica della battuta Janko, che molto probabilmente tirerà a rete. Così è, parte il tiro secco, attenzione, Rallo che è affrontato da Gashi, ammonito Gashi al 24esimo. E Rallo ci ha abituato a queste cose, andando proprio a trovare il contatto con l'attaccante. 24esimo, prendiamo nota, ammonito Gashi, che impediva a Rallo di allontanare il pallone. Calcio di punizione, giustamente guardato dall'arbitro. Ammonito, si chiama Gashi. Ancora un tema d'attacco per il Conegliano, pallone che viene recuperato da D'Arrigo, che si appoggia a Magagnin, che subito di destro spedisce il pallone in avanti, lo fa in maniera errata, intendeva servire Raccagna, pallone che esce in fallo laterale, lo recupera in ripiegamento di centrocampo Urbanetto, che poi si appoggia all'indietro, c'è Sommacal per Mosca, pallone in avanti, Buonello chiuso da Sibiglia, che lascia sfilare il pallone in fallo di fondo per la rimessa in gioco di Magagnin. È un Eclisse che sino a questo momento non ha sfigurato, ha tentato di ribattere colpo su colpo a quello che è lo spessore tecnico del Conegliano, che è sicuramente maggiore, poco importa. La classe operaia oggi dell'Eclisse deve venire fuori. Toffoli intelligentemente sulla destra, poi viene affrontato in maniera rude dal signor Mosca, ma il signor Gobbo di Padova non se ne avvede. Qui ci sarebbero gli estremi per il calcio di punizione. Chiede lumi e spiegazioni Janko. Sembra far finta di niente. Signor Gobbo di Padova protesta in maniera civile Moschetta, fa retrocedere la posizione l'arbitro a Toffoli sul pallone Cazzaro, Sibiglia che si appoggia a Magagnin, controllo di sinistro, pallone liftato per Janko, bel pallone, peccato che Janko ci arrivi in ritardo, un po' di imprecisione qui di Magagnin, però poco in porta. Recuperato dallo stesso Sibiglia, lancio lungo ancora per Janko che va a saltare, lo chiudono i centrali difensivi del Conegliano. Cazzaro che fa sentire tutto il suo peso sulle spalle di Buonello, messo in movimento Raccagna, qui mezzo fallo da parte del Conegliano, poco importa, il pallone per D'Arrigo, lo toccato duro dal numero 10 Paladin, giusta la decisione dell'arbitro. Toffoli ancora propositivo in questo primo tempo, si gioca il 27esimo. Sibiglia, D'Arrigo, ancora Toffoli, si accentra, allarga il gioco per Bressan, per De Faveri, anzi scusate, Raccagna, Toffoli che ancora per Bressan non c'è spazio,
recupera il pallone D'Arrigo, lo cede all'indietro per Gallina, si passa per Sibiglia, si torna ancora a Gallina, trova Janko in verticale sulla corsia di sinistra, stratonato in qualche maniera da Faccioni. L'arbitro sembra tollerare questo tipo di atteggiamento da parte dei 22 in campo, non fischia. Grande il recupero di Sibiglia, che ha bruciato Buonello, poi viene trattenuto dallo stesso Buonello, finisce a terra, calcio di punizione, stavolta decretato, giustamente. Buona affluenza di pubblico, circa 200 le persone. È una splendida giornata, i gradi sono 12, il terreno in buone condizioni di gioco. Janko sul pallone, di testa appoggia per Gashi che con un sombrero tenta di superare il proprio diretto controllore. Va giù Dassier perché Gashi si è allungato il pallone, ha toccato duro Dassier. Rallo che mette in movimento Perosin, si gioca sul settore di destra, sbaglia l'appoggio Paladin, recupera il pallone Raccagna, si allarga il gioco nel settore di Cazzaro, da questi a Toffoli, gira bene il pallone l'Eclisse, verticalizzazione per Janko che lotta come un leone e l'arbitro fischia un fallo punendo eccessivamente forse una spinta con la spalla di Janko. Proteste garbate quelle di Janko, ma fa sentire che con la decisione dell'arbitro Gobbo di Padova mormoreggia il pubblico, non è d'accordo. Rallo, spedito il pallone in avanti, Paladin che mette a terra un giocatore, si tratta di Cazzaro. Poi in qualche maniera D'Arrigo, Toffoli sul pallone, fa carambolare il pallone addosso al corpo di un giocatore del Conegliano, pallone che si perde in fallo laterale, Toffoli che rimette in gioco Sibiglia, si allarga il pallone per Gallina che si appoggia ancora a Magagnin, trova D'Arrigo, ancora Gallina, ecco Raccagna che fa velo, trova Gashi, il pallone per Gashi che ci impiega un attimo prima di mettersi in movimento, poi allargato il pallone, riceve un colpo Gashi, redarguisce un giocatore del Conegliano l'arbitro. Gashi è a terra, ha ricevuto un colpo, non sappiamo di chi, saremo più precisi tra pochi istanti. Si gioca intanto il 31esimo, 25 secondi, risultato che non si sblocca, 0-0 sino a questo momento, partita piacevole, non certo ricca di episodi, ma che comunque l'Eclisse sembra aver trovato la chiave di lettura per, se non altro, per disinnescare le bocche da fuoco del Conegliano, che sono Buonello, Urbanetto e Paladin, giocando a 3 dietro, ovvero Gallina, D'Arrigo, un ruolo certamente non suo, ma che fino a questo momento ha coperto con competenza. C'è anche Cazzaro che costituisce il pacchetto, praticamente la linea del pacchetto arretrato difensivo dell'Eclisse. L'arbitro ha comunque decretato un calcio di punizione per l'atterramento ai danni di Gashi sul pallone D'Arrigo, che metterà in mezzo. Janko è in fuorigioco, pallone per Janko, pallone invece che poi giunge, pallone invitante quello di D'Arrigo per Janko, che era oltre la linea dei difensori, per il numero 5 Cazzaro,
pallone che poi si è perso sul fondo. Ottimo il ripiegamento difensivo da parte di Bressan, pallone che comunque viene preda dei difensori del Conegliano. Ancora Doria, si allarga il gioco per Faccioni, all'indietro per Osin, si appoggia a Faraon, poi ancora Faccioni, da questi in mezzo per Faraon che poi spedisce all'indietro per Dacier, che trova comunque Urbanetto sulla corsia di sinistra, lesto a mettere nel mezzo, chiude Sibiglia che ha chiuso sul primo palo, pallone spedito in fallo laterale. Si incarica della battuta, della rimessa in gioco Dacier con le mani. Paladin, siamo all'altezza del calcio d'angolo, Sibiglia e Toffoli in ripiegamento difensivo. Paladin sul pallone lascia l'incombenza a Mosca, che molto probabilmente getterà in mezzo con le mani. Così è, lungo il lancio, vanno a saltare in parecchi. D'Arrigo in coabitazione non si avvede del passaggio Ianco, un po' di imprecisione. Qui va giù un giocatore del Conegliano, trattavasi di Dacier, per l'arbitro tutto regolare. Spigolosi sono gli scontri qui, ma sostanzialmente corretti. 34esimo, 0-0, Sibiglia. Allarga il gioco per Gallina. Raccagna che tenta di superare il proprio diretto controllore, anche qui si fa sportellate con Faccioni, per l'arbitro dice che è tutto regolare. 10 minuti al termine della prima frazione di gioco, 0-0. Eclisse che comunque sta affrontando il Conegliano prima in classifica a viso aperto, non si chiude, o meglio non si mette sulle barricate, anzi tenta di rispondere colpo su colpo e poi riceve un colpo Toffoli da Urbanetto, che non chiede nemmeno scusa, anzi si allontana dal punto di impatto. Tant'è, è ancora a terra Toffoli. 35esimo, 42 secondi, 43 adesso. Calcio di punizione decretato dall'arbitro, il signor Gobbo di Padova. È Sibiglia sul pallone, si rialza Toffoli, claudicante. E calcio di punizione che viene effettuato da Sibiglia e poi affrontato da Paladin. Qui ci sarebbero gli estremi forse per un giallo. Chiede scusa a Paladin per l'ottima giocata di D'Arrigo. Ottimo Ianco che va a saltare, spizzare, tentare di movimento Raccagna, pallone che in qualche maniera viene recuperato dai difensori del Conegliano. Paladin, pallone che viene ceduto all'indietro per Doria. Da questi a Sommacal per Mosca. Il lancio. C'è Cazzaro. Ottima la sua chiusura. Perfeziona Bressan. Gioco di gambe, è Doria che lo affronta. Poi Toffoli in qualche maniera, poi ancora Faraon. Accelerazione improvvisa del Conegliano. Schiaccia troppo il pallone Doria, che si è ritrovato il pallone. Anzi no, si trattava di Faraon. Schiaccia troppo il pallone, ne esce un tiro masticato. 37esimo, 0-0. Toffoli chiede che venga messo fuori il pallone per ricevere le cure necessarie. Anzi no, si trattava di un altro giocatore che non riusciamo a capire. Vedremo un po' di chi si tratta. Pensavamo che fosse, anzi pare Bressan, numero 10, talentuoso giocatore dell'Eclisse, classe 2003.
che è piegato sulle proprie ginocchia, un colpo ricevuto sulla caviglia. Sibiglia, lanciato il pallone a metà strada tra Gashi e Janko. Pallone sventagliato per Urbanetto, Magagnin, che sino a questo momento possiamo dire non ha corso pericoli particolari. Attenzione in pressing Buanello, ci impiega un po' Cazzaro a liberarsi del pallone che poi carambola su Buanello per la rimessa di Toffoli. Sibiglia sparacchi in avanti, però recupera il pallone Faccioni, c'è pressione da parte del Conegliano. Perosin, ancora Faccioni, ancora all'indietro per Perosin, che allarga il gioco per Dacier. Pigro il pallone per Mosca, che riesce a recuperare il pallone e a girarlo per Sommacal, e supera in questo momento la linea di metà campo. Si lavora a destra dove operano Faccioni e Faraon, recupera ancora Perosin, verticalizzazione, c'è Buanello, anzi no, si trattava di Urbanetto, pallone poi che intendeva servire Perosin troppo lungo, però il rinvio di Raccagna è recuperato da Sommacal, che con l'aiuto di Perosin ripropone un tema d'attacco ancora per il Conegliano. 39esimo, 0-0. Paladin allarga il gioco per Faccioni, si opera sul settore di destra, pallone messo nel mezzo. Ottima la guardia di Magagnin, che si accartoccia sul primo palo e mette in movimento Toffoli. Molto propositivo quest'oggi Toffoli, lo troviamo sia in attacco che in chiusura, si fa tutta la corsia di destra. Cazzaro, affrontato ancora rudemente da D'Arrigo, che oggi ne ha prese sino a questo momento. Ancora Perosin che lo ha affrontato duramente, poi intelligentemente Gashi d'esterno mette in movimento Raccagna per il nuovo calcio d'angolo, è il terzo. 3 ne ha battuti l'Eclisse e 3 ne ha battuti il Conegliano. 5 minuti alla fine della prima frazione di gioco, 0-0. Breve commento fino a questo momento: Conegliano che sicuramente ha il predominio territoriale, ma sembra essere sterile. Conegliano e Eclisse invece che si è difesa con ordine e non si è certo fatta schiacciare. Va a sedare gli animi in area Gobbo, richiamando sia Toffoli che Janko, ma anche i centrali Sommacal e Mosca. Bressan sul pallone, sinistro ad uscire. Così è, attenzione, va giù un giocatore, non sappiamo di cosa si tratta, e qui ci dovrebbe essere Janko che è andato a terra e viene ammonito Janko. Non siamo riusciti a capire che cosa sia successo. L'arbitro, il signor Gobbo di Padova, al 41esimo della prima frazione, ha molto probabilmente interrotto il gioco prima che questo avesse inizio, ammonendo Janko, e presumo che abbia ammonito anche un giocatore del Conegliano nel parapiglia che si è creato davanti a Rallo. Vanno a protestare un po' tutti civilmente, dobbiamo dirlo. L'unica certezza è che al 41esimo della prima frazione viene ammonito Janko. Prendiamo nota che si aggiunge a Gashi, ammonito precedentemente, non si è capito. Solito fallo di confusione che l'arbitro fischia a favore. Ancora un calcio di una munizione, questa volta l'arbitro qui si capisce che cosa abbia fatto.
rimaniamo perplessi, non sappiamo chi ha ammonito, molto probabilmente ha ammonito un giocatore del Conegliano precedentemente, ammonendo adesso Janko, perché se fosse stato ammonito precedentemente questa sarebbe stata la seconda ammonizione, così non è, meglio così. Si torna ancora a lottare sul campo, il gioco è ripreso, il Conegliano che avanza, Sommacal dialoga con Mosca, allargato il gioco per Dacier, c'è la pressione, Perosin nel mezzo, solo, Bressan ritarda la pressione, Sibiglia chiude, affrontato in qualche maniera da Buonello, va giù Sibiglia e l'arbitro, che di certo non è a due passi, decreta un calcio di punizione per il fallo di Buonello su Sibiglia, che rimette il pallone in gioco, va a saltare Janko, spizza in qualche maniera, lo prolunga Gashi che deve servire Tofoli, pallone che esce per la rimessa in gioco di Mosca. Partita che vive in questo momento di qualche errore di troppo sia da una parte che dall'altra, forse anche l'arbitro, poco importa. 0-0, Raccagna, 44esimo, pallone che rimbalza male prima di essere colpito dallo stesso Raccagna, quindi è pallone che si perde sul fondo. Sommacal, Faccioni, pallone spedito per Buonello che va a lottare come leone, per un attimo si beve sia Siviglia che Gallina. Magagnin comunque chiude, ottima sino a questo momento la prova di Magagnin, giovane di Belle Speranze, classe 2004, forse il più giovane in campo insieme a Faraon, anch'egli del 2004, e insieme anche ad Arrigo. Giovani di Belle Speranze, Conegliano in avanti, Faccioni all'indietro, Paladin, che fino a questo momento è stato disinnescato bene dai difensori dell'Eclisse. Pallone Perosin che butta nel mezzo, va a saltare Faraon, pallone che si perde sul fondo e reclamano il calcio d'angolo che l'arbitro, il signor Gobbo di Padova, assegna. Accelera le operazioni Doria, va a guadagnare la lunetta del calcio d'angolo per il quarto calcio d'angolo della partita. Pallone che verrà spedito nel mezzo come solito, nel mezzo Janko in ripiegamento difensivo va a saltare sul primo palo, altra prestazione di sacrificio quella di Janko. Questo deve fare in questo momento l'Eclisse, va a saltare De Faveri per un attimo, recupera il pallone, poi Paladini, il pallone che è al limite dell'area, c'è una trattenuta, l'arbitro dice che si può mettere in mezzo, Faccioni fa passare il pallone davanti allo specchio della porta difesa da Magagnin, nessuno del Conegliano ne approfitta. È chiaro che quando riesce a fare girare il pallone la squadra di Andretta fa paura, si perdono un po' le linee, l'Eclisse deve essere veramente una linea perfetta quella oggi. Paladin lotta con Sibiglia, allarga il gioco per Urbanetto che mette nel mezzo, contratto efficacemente da Gallina, e pallone che esce sul fondo per il quinto calcio d'angolo della partita. Si incarica della battuta Paladin. Noi segniamo già 47 minuti di gioco, non abbiamo visto evidentemente i 2 minuti di recupero, e proprio in questo frangente l'arbitro, il signor Gobbo di Padova, decreta la fine delle ostilità per quanto concerne la prima frazione di gioco. 0-0 al comunale di Pieve di Soligo. Bella partita sino a questo momento, di sacrificio quella dell'Eclisse, un po' farraginosa quella del Conegliano, per uno 0-0 che permane, e noi ridiamo la linea allo studio per i comunicati commerciali.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Ben ritrovati qui dal comunale di Pieve di Soligo, Raffaele D'Agostin. Risultato di 0-0, reti bianche tra Eclisse, Carini Pievigina e Conegliano. Partita piacevole nella prima frazione di gioco. Da un punto di vista numerico superiore il Conegliano per quanto concerne le azioni da gol, però il risultato è rimasto inchiodato a quello di partenza 0-0. Il secondo tempo sta per avere inizio, intanto diamo lettura degli altri risultati. Cavarzano Lia Piave 0-2, Città di Caorle 0, Calvinuale 1, Eclisse e Conegliano 0-0, Godicese Spinea 1-1, Limentina e Porto Mansuè 1-1, Cadoneghe e Favaro 0-1, United Borgoricco Campetra e Sandonà 0-0, Vittorio Falmec 1, Giorgione 0. Per una classifica che in questo momento vede il Calvinoale a quota 35 punti, Conegliano 34, Sandonà 33, United Borgoricco Camparetta 32 insieme alla Godigese. Poi via via tutte le altre. Eclisse a 22 punti, 5 in più ne ha Lia Piave. Si è distanziato di un punto il Cavarzano, ma mancano ancora 45 minuti di gioco, ovvero la seconda frazione, e poi sapremo i risultati in tutta la loro totalità. 0-0, sta per avere inizio il secondo tempo, nessun cambio nei 22 di partenza, l'arbitro si consulta il proprio cronometro, anche noi ci siamo messi in ordine, gli assistenti guadagnano la loro punizione. Allora abbiamo avuto modo di incontrare l'ex arbitro internazionale Tercisio Serena, che ci ha illuminati sulla confusione che c'era in area nella prima frazione. È stato munito Sommacal Sebastiano per condotta antisportiva e poi successivamente Ianco Jürgen per fallo, condotta antisportiva a gioco fermo. Partiti da circa 10 secondi, 0-0 il risultato. Eclisse che ci prova con Ianco, che tenta il momento Gashi, recupera il pallone per un attimo De Favri. Quella degli attaccanti Pievigini è stata una partita molto di sacrificio, fanno densità in mezzo al campo, sono i primi a portare il pressing sui portatori di palla coneglianesi. Pallone alzato a campanile, ottima la chiusura di Gallina, poi pallone sparacchiato in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte dell'Eclisse, se ne incarica Raccagna. Si gioca sulla corsia di sinistra, pallone in avanti, Gashi anticipato da Ianco che spizza il pallone, poi va a saltare, forse commette fallo De Favri. L'arbitro dice che si può continuare, Ianco lotta, pallone poi che Perosin manda in fallo laterale per la rimessa in gioco di Raccagna, che dialoga con Bressan. Raccagna sul pallone che giunge
a De Faveri. Una deviazione per la rimessa in gioco da parte dell'Eclisse, l'arbitro facendo che 2 palloni in campo non è possibile averli. Janko va a recuperarlo, lo spedisce fuori, la rimessa in gioco da parte di Raccagna. Gashi prova per Janko al limite dell'area, parte il tiro sinistro secco. Rallo in qualche maniera riesce ad allontanare. Primo minuto di gioco, ancora il primo minuto di gioco come nel primo minuto della prima frazione Bressan. Ora Janko tenta il sinistro. Janko a cui manca sostanzialmente il gol, ricordiamolo, domenica autore di un calcio di rigore sbagliato nel 3-0 rifilato dal Porto Mansuet, giocatore che ha bisogno di sentire la partita, anzi se molto probabilmente anche la sente già di per sé stesso, se poi non riesce a realizzare è un giocatore che sicuramente non si perde d'animo, lotta forse con maggior eccesso. 0-0. In avanti il Conegliano, sul pallone Buonello, cede l'indietro, recupera per un attimo Dacier, contratto, pallone spedito fuori, recupera Faraon che cede a Dacier, ancora sul pallone Faraon, anzi no, si trattava del numero 8 Doria, che ha giocato un'infinità di palloni che poi carambola sui giocatori del Conegliano. Gashi mette in movimento Janko che a tu per tu si trova al limite dell'area, ancora Janko costretto a chiudere, tenta di servire sulla corsa Bressan, poco importa, alimenta, parte un tiro, mamma mia, incredibile, terzo minuto di gioco, occasionissima per l'Eclisse Carini Pievigina, al quarto di gioco fucilata da parte di Raccagna. Rallo non poteva farci nulla, ha visto il pallone stamparsi sulla parte alta della traversa, ma l'occasione migliore è quindi capitata sui piedi di Raccagna, giocatore che spinge tantissimo sulla corsia di sinistra, avrebbe meritato il gol per la fucilata e la precisione che ha impresso alla palla che si è stampata sulla traversa e poi è uscita. Arallo decisamente battuto. Eclisse pericolosissima, la miglior occasione della partita è capitata in apertura al quarto con il palo di Raccagna, che avrebbe meritato maggior sorte e a dispetto di quanto si è detto in apertura di cronaca, anche la sfortuna ci si mette. E grande Magagnin sulla rovesciata di Urbanetto, se non andiamo errati, anzi no, molto probabilmente si trattava di Buonello, fa buona guardia e fa permanere il risultato, botta e risposta quindi tra Eclisse e Conegliano, un palo di Raccagna e una rovesciata da parte di Buonello, sicuramente il più pericoloso tra gli ospiti. Pallone messo in mezzo, attenzione, Magagnin fa buona guardia, esce con l'aiuto di Sibiglia, anticipa Paladin. Ottima la prova fino a questo momento del giovane portiere pivigino. Raccagna viene contratto efficacemente da Faraon per la rimessa in gioco da parte ancora della Pievigina, con lo stesso Raccagna che recupera il pallone. Va a saltare Janko come suo solito, cerca di mettere in movimento Gashi, non è preciso, la pressione comunque di Gashi costringe Mosca ad accelerare e appoggiare maldestramente in avanti. Toffoli, che molto probabilmente si è infortunato, chiede all'arbitro di aspettare un attimo, un colpo ricevuto sulla caviglia sinistra, stringe i denti Toffoli,
forse dolorante, serve un po' maldestramente Sibiglia. Oggi, attenzione, qui un fallaccio da parte del numero 7 Faraon, giustamente ammonito, con Raccagna propositivo. Non sappiamo dire quale sia il migliore tra le Eclisse sino a questo momento, perché tutta la squadra si è mossa con ordine, con spirito di sacrificio. Certamente Raccagna offre spunti interessanti, soprattutto quando ci sono le sue sgroppate sulla corsia di sinistra. Sibiglia sul pallone, trova Raccagna, affrontato dal numero 2 Faccioni, va a terra ancora Raccagna, protesta il pubblico. Pallone spedito in avanti da Sibiglia che non... Qui è posso dire una pagliacciata? Un urlo disumano squarcia il silenzio qui sul pubblico di casa. E Faccioni, che ricevuta una chiede anche addirittura che Janko sia rea di aver commesso fallo con il gomito. Faccioni oggi particolarmente lotta come Leone. Raccagna recupera il pallone, in qualche maniera lotta con Faccioni. Grido disumano di Faccioni, lo registriamo. Infatti si è rimesso in piedi come nulla fosse, cose che sicuramente a mio avviso non fanno bene al calcio. Gasci lotta sul pallone, Toffoli affrontato in maniera fallosa dai difensori del Conegliano, va giù Toffoli, calcio di punizione. Un'Eclisse molto più aggressiva nella seconda frazione di gioco. Splendida occasione di Janko e di Raccagna con un palo, grida vendetta per l'esecuzione perfetta da parte di Raccagna. Gallina, Gasci tenta di mettere in movimento Janko, per un attimo Janko sul pallone, supera in questo momento, viene messo a terra, calcio di rigore, che anche Enzo Russo dice che ci sta, ed effettivamente noi abbiamo visto le braccia del difensore allargarsi, chiudere la traiettoria a Janko, che, sentito il contatto, non sappiamo con quanta intensità sia avvenuto il contatto, però l'arbitro ha decretato il calcio di rigore, che ci pare giusto. Sombrero sul difensore, ci sembrava fosse Dacier, che ha allargato le braccia, anzi ha chiuso la corsa a Janko, che si era liberato efficacemente ed è stato affrontato e messo a terra. Proteste garbate e civili da parte del Conegliano. Ormai l'arbitro, il signor Gobbo di Padova, ha decretato il calcio di rigore, massima punizione, e sui piedi di Janko la possibilità del calcio di rigore, della trasformazione, di sbloccare il risultato. 10° minuto di gioco, momento topico per il Conegliano, parte Janko, Janko 1-0. 10° minuto della seconda frazione, bisticcio tra Toffoli e il numero 5 Sommacal Sebastiano, precedentemente ammonito. Toffoli che dialoga con Mosca, mentre l'arbitro richiama sia Toffoli che lo stesso Mosca. Proteste da una parte, molto probabilmente quelle del Conegliano, poco importa, 1-0,
11° minuto di gioco della seconda frazione, gol di Janko, calcio di rigore trasformato con freddezza alla sinistra del portiere Rallo, spiazzato con un preciso piatto, ed è 1-0 per l'Eclisse. Ci si attende sicuramente la reazione del Conegliano, che non ci sta ovviamente a perdere. Doria che perde il pallone, Toffoli che supera in questo momento a praterie davanti, offre il pallone a Janko sul settore di destra, mette in mezzo contratto il pallone da Mosca, e pallone che esce sul fondo per il calcio d'angolo, ed è abbiamo perso anche il conto dei calci d'angoli, poco importa, 1-0 per l'Eclisse, che ha sbloccato il risultato con un calcio di rigore trasformato da Janko all'11° della seconda frazione. Bressan sul pallone, di sinistro a rientrare, teso il calcio d'angolo, Toffoli al limite, poi un tiro da parte, scoccato in qualche maniera dall'Eclisse sul pallone il numero 2 Gallina, che fa carambolare il pallone anzi no, l'arbitro non è di questo avviso, concede il fallo laterale per il Conegliano che in questo momento sta soccombendo, e c'è un cambio, corre subito ai ripari Andretta, facendo uscire il numero 11 Buanello per il numero 14, trattasi di Cima Michele. Buanello sicuramente opaca la sua prestazione, lo rincuora Andretta, da bravo allenatore qual è, e l'Eclisse sta conducendo per 1-0. Un derby che nella prima frazione è stato di assoluta parità, e che in apertura di ripresa l'Eclisse ha sbloccato con una rete realizzata da Janko all'11° per il calcio di rigore. Cazzaro subisce la pressione di Paladin, quasi chiede scusa a Cazzaro a Paladin per aver tentato di ricevere un calcio di punizione che non c'era. Raccagna lotta come un leone, sempre ancora su Paladin, c'è pressione del Conegliano, 14°, va a saltare il numero 7 Farò, propositivo anche lui, Faccioni, attenzione, trova nel mezzo il numero 8 Doria, che si allunga il pallone in un controllo non efficace, sbavatura difensiva da parte dell'Eclisse, il pallone è arrivato a Doria, che ha fatto partire tentava di superare il proprio diretto controllore, ha sbagliato l'intensità con l'impatto del pallone, il pallone poi raccolto da Magagnin. Janko, Gashi, lavora di gambe, poi allarga intelligentemente per Raccagna, che si spinge ancora in avanti. Raccagna, il cross contratto da Faccioni per il calcio d'angolo numero, ormai qui abbiamo perso il conto, ripetiamolo, ci sembra 5-5 i calci d'angolo, ma ciò che importa è che l'Eclisse Careni Pivisina sta conducendo per 1-0 con il calcio rigore trasformato da Janko all'11°. Bressan sul pallone, cross ad uscire, saltano in tutti, attenzione sul pallone, si avventa per un attimo il numero 8 De Faveri, che poi commette fallo insieme ad Arrigo. L'arbitro, c'è un altro cambio nelle file dell'Eclisse, esce il numero 8 Doria
apparso in fase calante in questa frazione di gioco ed entra il numero 13, tratta di Kais, che spinge in avanti con questi innesti Andreetta, prima Kais e poi Cima. Va giù un giocatore e qui l'arbitro interviene ammonendo Dacier per un fallaccio ai danni di, se non sbagliamo, di Toffoli. Anzi no, è un altro giocatore, non lo riconosciamo. Ammonito anche Dacier. Pallone che era giunto comunque a Janko, l'arbitro avrebbe potuto tranquillamente lasciar proseguire l'azione. Ha voluto intervenire per punire con il cartellino giallo Dacier, finito anch'egli insieme a Gashi e a Janko e a Sommakal sul taccuino dell'arbitro tra i cattivi. Conegliano che avanza, attenzione, Perosin che allarga le braccia, fallo sul numero 8 De Faveri, giusto fischiare il fallo. Partita che si è accesa dopo il vantaggio dell'Eclisse, il Conegliano non ci sta a perdere, aumentano gli scontri fisici, le proteste, il signor Gobbo sembra comunque non faticare a tenere i 22 in pugno, ricordiamolo, signor Gobbo di Padova che sino a questo momento ha diretto bene, non scontentando nessuno, anche se è normale nelle cose che Faccioni, rimessa da parte dell'Eclisse, subito raccagna per Gashi, poi raccagna ancora che mette in pallone interessante nel mezzo, troppo sul portiere Rallo. Qui un colpo di fallo di mano netto da parte di Paladin, l'arbitro non se ne vede, ovviamente coperto, lo giustifichiamo in questa maniera. Rallo si allunga forse il pallone, attenzione, lo recupera per un attimo De Favri in un pallone che gli arrivava a 100 all'ora, controllo non efficace. Accelera il Conegliano, Dacier, Mosca che si spinge in avanti, si allarga il gioco per il neoentrato Kais, pallone nel mezzo, attenzione, in qualche maniera l'Eclisse si salva, c'è pressione da parte del Conegliano e rimessa in gioco da parte dell'Eclisse, protesta Faccioni. L'arbitro vedete che comunque adesso va a parlare con Andreetta per calmare gli animi in panchina, che protesta civilmente ma fa capire che non è d'accordo con le decisioni arbitrali, raccagna sul pallone. Non salta Gashi, salta invece Urbanetto, poi il pallone ancora per Urbanetto che trova, pensiamo il neoentrato Cima, gioca sul settore di destra, Faccioni, Parosin, scusate, il pallone nel mezzo, poi raccagna, perfezione il disimpegno, ma c'è pressione da parte del Conegliano. Chiedono a gran voci il pallone, raccattapalle che non accelerano, ma che comunque l'arbitro fa cenno che recupererà il tempo perduto per recuperare il pallone. Sulla battuta il numero 2 Faccioni, Perosin, ancora Faccioni, che l'arbitro intelligentemente non abbocca e c'è spazio per De Favri che si allunga forse troppo il pallone, così è, saltano un po' tutti gli schemi,
Paladin che va giù, anche qui non c'è niente, ma c'è pressione da parte del Conegliano. Ancora Paladin che dialoga le cose, viene giù, va giù un giocatore del Conegliano, protesti vivaci. L'arbitro dice che si può proseguire, è andato giù Urbanetto. Proteste che comunque si chiudono. L'arbitro era a 2 passi. Mi sento di poter dire che non ci fosse nulla. Fosse stato un calcio di rigore netto sarebbe venuto giù lo stadio. D'Arrigo, Sparacchi in avanti, ma in questo momento si vede l'Eclisse che è a protezione della propria porta, lo fa con tutti gli effettivi, lotta come sempre Toffoli, ma a buon gioco il Conegliano, poi chiude efficacemente Cazzaro. 1-0, 22esimo, pallone nel mezzo. Qui bravo Gallina, che in qualche maniera sparacchia via, ma la pressione ed il pallino è per il Conegliano, che sta attuando un pressing soffocante a tutto campo. Cais, anzi no, Cima, scusate, Faccioni che butta nel mezzo, va a saltare Sibiglia, ancora Conegliano, si gioca in questo momento ad una metà campo. Mosca all'indietro, Perosin per Dassier che mette in movimento Mosca, pallone nel mezzo, scaraventato nel mezzo, Guanello, anzi no, che è uscito, scusate, era Urbanetto, poi Perosin che allarga, pallone messo nel mezzo, va a saltare Sibiglia intelligentemente, Toffoli che molto probabilmente non ne ha più, non riesce ad allontanare la minaccia, si salta ancora, pallone che nel mezzo, Gasci con la mano, fallo che l'arbitro vede, Dassier che chiede qualcosa di in più, una munizione che non ci sentiamo di dare, che c'è il cambio nelle file dell'Eclisse, chiedono un cambio, l'arbitro non se ne vede, c'è la signora Turchetto con la bandierina alzata che richiama a gran voce l'arbitro, niente da fare, mi sembra che entri Damuzzo, ecco che se ne vede l'arbitro proprio in questo momento, 24esimo, 2 cambi, entra sicuramente Damuzzo al posto del numero 10 Bressan. Damuzzo che entra al 24esimo della seconda frazione e poi al posto del numero 9 Ianco entra il numero 18 Coci Cledi, sempre 24esimo della seconda frazione. Forze fresche, è uscito dall'altra parte Ianco, visibilmente stanco. Non cambia nulla da un punto di vista tattico, forze fresche da parte del, probabilmente con Damuzzo si ha più compattezza in mezzo al campo. Paladin butta nel mezzo, scaraventa in mezzo, Magagnin con la mano sinistra riesce ad allontanare la minaccia, poi pallone che potrebbe giungere a De Fabri, ma il pallone è troppo lungo, sbagliano un po' le misure anche quelli del Conegliano, si fa sentire la fatica, 25esimo, 20 al termine, 1-0 per il Conegliano e per l'Eclisse. Gallina, ma c'è il Conegliano che recupera il pallone, va giù Dassier, fallo. Cociu si è piazzato in mezzo a fare il terminale offensivo, Damuzzo in mezzo al campo a fare diga davanti alla difesa. L'unico cambio che potesse fare Moschetta,
pallone che giunge a Sommacal, poi Faccioni, larga il gioco con il numero 14 Cima, pallone che poi potrebbe giungere a Magagnin, ma Sibiglia non ci pensa due volte, allontana. Cima ancora, larga con Faccioni, Cima, Paladin, si allarga il gioco, manovra avvolgente da parte del Conegliano, Dacier che trova ancora Cima, chiude per un attimo Toffoli, spedisce la palla in fallo laterale e ci sarà un altro cambio, non subito ma tra poco, per l'Eclisse, che veramente Paladin, limite dell'area, chiuso da Darrigo, splendida la prestazione di Darrigo, poi Toffoli cerca di far giungere il pallone in qualche maniera davanti, ma il pallone è recuperato dal Conegliano, si allarga il gioco, Faccioni mette nel mezzo, Gasci con il tacco, Perosin cerca di mettere di piazzare il pallone, 27esima occasione per Perosin, che al limite dell'area ha fatto partire un tiro di piatto sul quale in qualche maniera Magagnin devia quel tanto che basta per il pallone in calcio d'angolo. L'ennesimo pallone nel mezzo, va a saltare prepotentemente di testa il numero 7 Faron, che anticipa Magagnin, ma che da pochi metri spedisce, anzi da pochi centimetri spedisce alto. Colpo di testa di Faron a dimostrazione della pressione che c'è da parte del Conegliano. Intanto esce il numero 11 Gasci ed entra il numero 20 Del Prete. Gasci tra l'altro ammonito, 28esimo. Del Prete rileva Gasci, che ha dato il suo contributo, riceve i complimenti di Moschetta, mentre Sibiglia sta per rimettere in gioco il pallone scaraventato in avanti, va a saltare Cociu, non ci arriva. Del Prete spinto da Rigo in maniera fallosa da parte del numero 13 Cais, e giustamente l'arbitro accorda un calcio di punizione per l'Eclisse, che può respirare. Non accelerano sicuramente i tempi. È andato giù Damuzzo, colpito duro, non sappiamo quanto, ma colpito duro. E anche il Conegliano opera dei cambi, forze fresche anche per il Conegliano. Stanno per entrare in campo Masoc e Guizzo. Va a saltare Faccioni 2 volte, poi Damuzzo che non ci arriva sul pallone, Toffoli in ripiegamento ma trova spazio il Conegliano per distendersi, lo fa col numero 14 Cima, che poi chiama a proseguire l'azione Dacier, che poi dialoga ancora con Cima. Il pallone per il Urbanetto, chiuso. Il lungo lancio per Cociu, che è a tu per tu con il portiere, potrebbe andare in vantaggio. Viene chiuso efficacemente dal difensore centrale del Conegliano. Poi l'arbitro fischia un fallo. Ottima la chiusura da parte di numero 6, numero 5, insomma Faccioni, che trova nel mezzo un giocatore, richiude a riccio l'Eclisse, ma vedete come il Conegliano recuperi subito il pallone e sposti la palla subito in avanti alla ricerca del pareggio. Perosin, Eclisse è sì a protezione dei propri 16 metri, ma non si arrocca in difesa, anzi tenta in qualche maniera di proporsi in avanti. Cambio nelle file del Conegliano, esce il numero 7
Faraon per il numero 18, Guizzo al 31esimo, ed entra il numero 15, Masok Iari, classe 1992, al posto di, se non erro, Faccioni. Così è. Forze fresche, spinta propulsiva in avanti ancora di più per il Conegliano, con l'uscita di Faccioni al posto del numero 15, Masok. Tutto questo avviene al 31esimo della seconda frazione con il risultato di 1-0, ma l'andamento del match prevede che il Conegliano stia operando il massimo sforzo. C'è un pertugio sulla destra, sulla sinistra, va a lottare D'Arrigo come sempre, Baladin che tocca in mezzo, colpo di testa, bellissimo l'impatto con il pallone del numero 13, Kais. Registriamo un colpo di testa di Kais, di poco sopra la traversa, ma a dimostrazione che in questo preciso istante il Conegliano sta effettuando il massimo sforzo. Pallone spedito nel settore di Del Prete, che va a lottare, supera di slancio, supera di slancio il numero 5 Sommacal, e sull'uscita di Rallo spedisce incredibilmente a lato. Occasionissima per chiudere la gara, capitata al 33esimo sui piedi di Del Prete, che ha fatto tutto bene, ha superato di slancio il proprio controllore, si trattava di Sommacal, e sull'uscita di Rallo ha spedito incredibilmente a lato, a porta ormai praticamente sguarnita. Concludiamo il ragionamento di poc'anzi. E Conegliano che effettua sì la pressione, ma come in questo momento come pochi istanti fa avete visto, l'Eclisse può operare in contropiede. Toffoli che lotta, recupera il pallone, supera di slancio il numero 15 Masok, e ancora Toffoli, l'incedere quello poi chiede troppo, e insomma Cal si fa perdonare l'intervento di prima, va giù Masok, giustamente viene ammonito il numero 8 De Faveri, mi pare che sia De Faveri, che è a terra, che ha letteralmente travolto il numero 14 Cima, che ha avuto un buon impatto sulla partita, entrando subito nel match ed essendo uno tra i più propositivi in questa ultima frazione di gioco. 30, quasi 35 al mio cronometro, 10 al termine più recupero, 0-1 per l'Eclisse. Gol messo a segno da Janko su calcio di rigore. Si fa male Kais, anzi no, si trattava di Cima. Oggi non ci siamo con i numeri, poco importa. 1-0 per l'Eclisse, 35esimo. Del Prete prima poteva chiudere la gara, ammonito anche in questo momento De Faveri, ma c'è pressione del Conegliano, saltano un po' tutti. Attenzione, il pallone nel mezzo e c'è il pareggio. Pareggio del Conegliano al 35esimo. Gol sbagliato, gol subito. Pareggia il Conegliano. Non sappiamo con chi, forse Perosin. Sta di fatto che un minuto dopo l'occasionissima del Prete, il Conegliano trova il pareggio. Qui intanto è uscito un giocatore, c'è un cambio,
che avviene in maniera, non si capisce, 4-4-3 adesso per il gol del pareggio del Conegliano, 1-1. 9 al termine, 1-1, ritrova il pareggio il Conegliano con una trasformazione. Qui c'è un fallo su Damuzzo, poco importa, D'Arrigo viene messo a terra ancora. Oggi D'Arrigo veramente le ha prese in ogni parte del campo, dimostrazione dello spessore tecnico del giocatore. Cazzaro sbaglia l'appoggio, Conegliano che pressa, commette forse fallo, così è, piccola strattonata, Urbanetto, Sibiglia, attenzione, pallone che giunge a Guizzo, che supera di slancio Sibiglia, pallone che va oltre la linea di fondo per la rimessa in gioco di Magagnin. 1-1, ha ristabilito gli equilibri il Conegliano con un gol in mischia sinistro, non abbiamo capito di chi, ce ne scusiamo, poco importa. 1-1. Paladin che sbaglia completamente, De Favri che trova Toffoli che dialoga con D'Arrigo, che lancia Del Prete, Perosin fa buona guardia, poi Masok con Sumacal all'indietro, Rallo che butta il pallone in avanti, non va a saltare Dacier, va a saltare Urbanetto, Perosin, anzi no, il numero 13 si tratta di Kais, poi Gallina, non va a saltare Cociu che deve assolutamente recuperare i palloni e far salire la squadra. Raccagna sempre sulla corsia di sinistra, ancora D'Arrigo che tenta la violenta botta al volo, attenzione, Cociu sul pallone, recupera il pallone e c'è il gol e c'è il raddoppio del incredibile papera di Rallo sulla botta da parte di D'Arrigo. Rallo non ha trattenuto, è intervenuto Cociu, al quale pochi istanti fa avevo chiesto un impegno maggiore, mi ha esaudito, ha recuperato il pallone poi di piatto, ha depositato in rete per il nuovo sorpasso dell'Eclisse. Eclisse 2, Conegliano 1907 1, 39esimo, 5 al termine. Grande Cociu, grande, un'esecuzione davvero rapinatore d'area, nonostante l'altezza, si direbbe una torre, invece è un alfiere, una torre, una regina oggi. Grande Cociu, vediamo un po', classe 2005, numero 18, Cociu Cledi, mentre D'Arrigo è a terra. D'Arrigo che ha ricevuto il pallone da Raccagna, non ci ha pensato due volte, ha fatto partire una strafilata sul quale Rallo è apparso indeciso, ha ringraziato Cociu che ha controllato il pallone di sinistra e poi lo ha infilato in diagonale per il nuovo sorpasso dell'Eclisse. Eclisse 2, Conegliano 1, si gioca il 40esimo, 5 minuti al termine, tutto da rifare per il Conegliano. Il derby è una storia a sé, non conta lo spessore tecnico, conta l'atteggiamento. Il Conegliano, l'Eclisse è apparso superiore mentre esce D'Arrigo ed entra il numero 16, che verrà sicuramente ammonito, Pepai, ingenuo, che è entrato in campo ancora prima che l'arbitro gli accordasse l'entrata in campo.
D'altronde l'adrenalina scorre a fiumi non solo di chi vi parla, ma anche dei giocatori in campo. Moschetta lo invita alla calma, stai calmo, gli dice. Pepai, dai il tuo contributo, però entra nel momento in cui ti viene accordata l'entrata in campo. 41esimo, 4 al termine, 2-1 per l'Eclisse. Adesso chiedono il cambio e l'arbitro giustamente dice che si può aspettare perché è uscito D'Arrigo, gioca in 10 l'Eclisse. Coach, fare il primo pressing. Pallone che giunge in qualche maniera a Sommacal. Potrebbe Paladin. Si appoggia all'indietro per Mosca, mette il pallone nel mezzo, attenzione. Pareggio con una deviazione, con un'autorete, ma viva, ma pesa. 42esimo, 2-2, beffa del Conegliano. Qui ci siamo persi tutto, il gol sembra un'autorete, esce D'Arrigo, raggiunta l'Eclisse in 10. Pepai non capisce che deve entrare solamente con l'assenso dell'arbitro o dell'assistente. È uscito il numero 4 D'Arrigo precedentemente e l'Eclisse viene raggiunta in 10 uomini. Ora si pareggiano i conti. Pepai 2-2, partita che si è infiammata nella seconda frazione. 2-2. Pensiamo che sia un'autorete quella che è avvenuta, chiediamo lui anche a Enzo Russo, facendo di non aver visto bene. Figuriamoci noi dalla nostra postazione. Ora il Conegliano ci crede. E sarebbe veramente una beffa se questa partita terminasse con un risultato che non fosse perlomeno di 2-2 per un pareggio che sarebbe giusto, che adesso botta, attenzione violenta da parte del numero 13 Kais. Sibiglia in qualche maniera respinge, ma Sommacal, come un pesce cane che sente l'odore del sangue, il Conegliano butta palloni in avanti. Attenzione, trovato Pelosini nel mezzo, pallone che incredibilmente Paladin non controlla adeguatamente e Magagnin si trova il pallone tra le mani. Pepai rimontato da Paladin. È un'Eclisse che sembra pagare più dell'ecito. Damuzzo che lotta come un leone, c'è fallo, sì. 7 minuti decretati dall'arbitro, il signor Gobbo di Padova. Ciò che fa più male a Moschetta è che l'Eclisse sia stata raggiunta sul 2-2 in inferiorità numerica. Chiedevano il cambio che poteva esserci, ma che Kochov ha notificato entrando in campo prima e venendo giustamente ammonito. Poi l'arbitro ha fatto rimettere in gioco il pallone e sulla susseguente azione il Conegliano ha trovato il gol del pareggio. 7 minuti di sofferenza, sicuramente quelli che attendono l'Eclisse Careni Pivigina, che sta dando tutto al cospetto di un Conegliano che non è parso sicuramente superiore. Attenzione, il pallone che giunge in qualche maniera in mezzo all'area, non esce più l'Eclisse.
Si deve lottare, ragazzi. Dassier trova il numero 18. Trova il numero 18 Guezzo. Poi sotto rete una deviazione da parte di Masok. Non trova il bersaglio grosso. C'è fallo qui. Non capisco che cosa di cosa si lamenti il numero 18 Guizzo. Ha trattenuto del prete, giusto a segnare il calcio di punizione. Può respirare l'Eclisse, che guadagna metri. Siviglia chiede a Raccagna un lancio, chiede a Raccagna qualcosa in più. Raccagna sicuramente non può darla perché ha spinto tantissimo. 2 palloni in campo, 7 minuti di gioco, se ne sono andati già 2. 2-2 il risultato. Spinge il Conegliano, che ci crede. De Chilisse che ha dato tutto, pesca molto probabilmente dal proprio barile le ultime energie. Qui c'è un brivido, attenzione, Magagnin non rinvia bene, Urbanetto sul pallone, dialoga con Lardini, poi parte un tiro, palo! Si salva l'Eclisse al 47esimo, palo di Paladin, palo di Urbanetto, anzi. La dea bendata questa volta ci ha visto benissimo per l'Eclisse. Magagnin ha rinviato male, il Conegliano ha recuperato il pallone, verticalizzazione improvvisa e dialogo Paladin. Urbanetto, sinistro, secco, palla che si è stampata sul palo interno ed è uscita. Ma è dimostrazione che saranno minuti di sofferenza quelli che attendono l'Eclisse. Avvolgente la manovra del Conegliano, pallone buttato nel mezzo, c'è un pallone che invece è uscito già prima, chiedono una deviazione che non c'è, l'arbitro dice che si deve riprendere con una rimessa del fondo. Sibiglia corricchia, mette giù il pallone, lo fa in questo momento, chiede ai suoi di disporsi in maniera adeguata, lo fa anche Moschetta, ovviamente il pallone per Cociu, spinto alle spalle, lascia il pallone, Del Prete lotta, poi Dassier, Urbanet, in qualche maniera, Dassier che sbaglia, qui siamo persi tutto, va fuori elegantemente Cazzaro, che supera di questo evento e viene trattenuto in maniera proditoria, in maniera anche cattiva dal numero 15 Masok, che sicuramente nella partita non ha inciso, a meno che non sia lui l'autore del gol del 2-2. Negativa la sua prestazione. L'arbitro ha estratto il cartellino sventolandolo a Masok, che ha ancora qualcosa di dire a Cazzare in proiezione offensiva sul pallone Sibiglia. È il 49esimo, 3 al termine, 50esimo in questo momento, pallone messo che intendeva servire Del Prete, ma insomma Cal fa buona guardia. Dassier, però sì, poi il pallone in qualche maniera giunge a Cociu, ma si sono persi gli schemi, va giù un giocatore del Conegliano, chiede qualcosa che non c'è. Si lotta su ogni pallone. De Favri, percussione centrale. Qui maglie che si traggono, attenzione Toffoli, mette in mezzo Raccagna, chiude in avanti il Conegliano. E scusate l'Eclisse. Ci perdiamo anche noi nella descrizione della partita. Eclisse che spinge in avanti, Davide contro Golia. Poteva essere la vittoria di Davide, invece Golia ha raggiunto il pareggio. Un'autorete presumiamo.
E qui sono saltati gli schemi, ultimo minuto di recupero, pallone scaraventato nel mezzo, rallo di pugno non in maniera adeguata, lotta come un leone Pepai, si divincola in qualche maniera il pallone che rimane lì e poi allontanato in qualche maniera da Perosin. Attenzione, Cazzaro tenta il tiro, non inquadra la porta, non inquadra la porta. 20 secondi al termine e in questo momento, anzi no, l'arbitro, il signor Gobbo di Padova, decreta la fine delle ostilità. Ha assaporato la vittoria l'Eclisse Careni Pievigina, è stata raggiunta sul 2-2, 2 volte è stata rimontata, ma la prestazione dei ragazzi in Moschetta c'è stata tutta, che al di là delle avversità, delle squalifiche, degli infortuni, ha sfoderato una prestazione che dire ottima da un punto di vista caratteriale è dire poco. E alla fine il 2-2 premia i contendenti per un pareggio tutto sommato giusto. L'Eclisse ha assaporato la vittoria, è stata 2 volte in vantaggio, 2 volte è stata raggiunta da un Conegliano sicuramente superiore da un punto di vista tecnico, non temperamentale, ed il risultato si è poi inchiodato sullo 2-2. Ribadisco il risultato a beneficio di quanti si fossero messi in ascolto proprio in questi istanti. Il derby tra Conegliano e Eclisse Careni Pievigina è finito per 2-2. La linea allo studio per i consigli commerciali. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.